Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci. Gesteco vi invita all'ascolto di Economai FVG. Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG, il focus sulla nostra economia export. Il Friuli conquista il mondo, questo è il titolo che abbiamo scelto per la trasmissione di questa sera, perché bisogna dirlo, insomma, le cose fortunatamente stanno andando bene. Con la ripresa le nostre esportazioni hanno ricominciato a far segnare numeri positivi, lo hanno fatto fortunatamente in tanti settori, anche se con dei distinguo che faremo poi nel corso di questa puntata, ma tant'è, l'export è sempre stato un punto di forza della nostra economia, continua ad esserlo, usciamo da mesi molto complicati, c'era bisogno anche di un po' di buon umore, di una iniezione di fiducia, e diciamo che i numeri che ci arrivano in questo inizio di 2021 sono rassicuranti, anche se le sfide che dovremo affrontare da qui alla fine di quest'anno e anche oltre naturalmente sono molto impegnative. Di questo parleremo con alcuni ospiti qui in studio stasera con me ed altri collegamenti, perché poi andremo a sentire anche la voce degli imprenditori andando direttamente dentro alle aziende. Intanto io vi presento quelli che sono gli ospiti questa sera che ci daranno una mano a capire qual è la situazione attuale dell'export, a cominciare da Giorgio Costacurta, consigliere di Comet, che è il distretto della metalmeccanica. Buonasera Costacurta. Buonasera. È stato anche presidente nel recente passato appunto del distretto. E poi nel menù di questa sera non potevamo non metterci anche qualcosa di particolarmente buono da assaporare, in questo caso parlo del prosciutto di San Daniele. Abbiamo con noi il direttore del consorzio del prosciutto di San Daniele, Mario Cicchetti. Buonasera. Buonasera. E poi naturalmente abbiamo detto metalmeccanica, agroalimentare, il legno arredo, che è un altro dei nostri punti di forza. In studio c'è Fulvio Bulfoni, che è il capogruppo del legno arredo di Confindustria Udine. Buonasera Bulfoni. Buonasera a tutti i telespettatori. E allora, prima di cominciare a parlare con voi di quello che è l'export in questo momento, ciascuno per i propri settori, facciamo un pochino il punto di quella che è la situazione attuale con gli ultimi dati che abbiamo a disposizione. Lo facciamo con questa copertina, vediamo. Che l'export sia l'essenza del Friuli Venezia Giulia è noto, ma visto il recente passato, i numeri in serie con il segno più stanno facendo tornare il sorriso agli imprenditori un po' di tutti i settori. Nel primo trimestre 2021 le esportazioni, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno non totalmente caratterizzato dal Covid, secondo le elaborazioni dell'ufficio studi di Confindustria Udine su dati Istat, hanno registrato una leggera crescita con un più 0,8% pari a 11 milioni, da 1.394 a 1.405 milioni di euro, interrompendo il trend di contrazione degli ultimi 5 trimestri. Le conseguenze della crisi pandemica sugli scambi globali lo scorso anno aveva determinato una forte caduta delle esportazioni, meno 14%, la variazione annuale tendenziale in provincia di Udine delle imprese friulane, caratterizzate da una forte propensione all'export. La decisa ripresa del commercio mondiale, prevista nei prossimi mesi, dovrebbe sostenere una rapida evoluzione delle vendite all'estero, che potrebbero recuperare entro fine anno il crollo del 2020. Nel primo trimestre di quest'anno il valore delle importazioni di merci è cresciuto del 18,8%, attestandosi a quota 895 milioni di euro. Il saldo della bilancia commerciale si è confermato positivo per 509 milioni di euro, in calo rispetto ai 640 milioni del primo trimestre 2020. Nei primi 3 mesi del 2021 il recupero delle esportazioni di beni di valore è stato sostenuto dalle vendite sui mercati della UE27, cresciuti del più 7% rispetto al primo trimestre 2020, da 892 a 955 milioni di euro. Quelle verso il resto del mondo sono invece diminuite del 10%, da 502 a 450 milioni di euro. In crescita, anche rispetto al primo trimestre del 2019, le esportazioni di prodotti della metallurgia, mobili, elettronica e apparecchiature elettriche, in calo invece quelle di macchinari. Nel dettaglio, la Germania, primo paese di destinazione dell'export con una quota pari al 16,5% del totale, ha registrato nel 2021 una crescita del 4,1%, da 222 a 231 milioni di euro. Seguono Austria da 116 a 127 milioni di euro, Francia da 101 a 102, Stati Uniti da 110 a 101 milioni di euro, unico paese in calo, Polonia da 40 a 63 milioni di euro e Spagna passata da 51 a 59 milioni di euro.
Questa è la copertina con il montaggio di Francesco Snidero, Costa Curta. Insomma, voi rappresentate una bella fetta di aziende della metalmeccanica della nostra regione. Insomma, l'aria è positiva. L'aria è positiva. Noi abbiamo affrontato un anno molto difficile, però abbiamo avuto 3 trimestri tutti in progressione e questo ci dà un ragionevole ottimismo. Evidentemente le aziende hanno reagito in modo diverso, il territorio ha un frazionamento che limita le aziende capaci di reagire alla crisi pandemica, dove la dimensione evidentemente la struttura di know-how e tecnologica ha permesso a qualcuno di reagire più rapidamente di altri. Il dato del primo trimestre 2021 è rassicurante perché ci fa tornare ai dati del periodo pre-pandemico, quindi del 2019, con un più 8% che secondo me verrà confermato anche dal prossimo semestre. E infatti appunto lì insomma, sono dati che tendenzialmente saranno confermati, ecco. Sì, no, saranno il sentore delle aziende, tutti hanno confermato che l'andamento, il portafoglio ordini ha questo trend. Evidentemente il settore è variegato e le aziende sono molto diversificate. Stanno soffrendo di più le micro aziende e le medie aziende che hanno una filiera difficile perché i mercati sono sempre più lontani e la difficoltà, ancora la limitazione anche determinata dal virus, evidentemente impedisce una dinamica di contatto necessaria per promuovere il mercato. Dove si va a mettere la bandierina, cioè i mercati che adesso stanno andando per la maggiore, allora diciamo. facciamo prima dire quali sono i mercati che mancano. Okay. No? Mancano gli Stati Uniti e manca la Cina. L'abbiamo visto anche dal servizio. L'abbiamo visto dal servizio e manca perché mancano soprattutto i macchinari, mancano le tecnologie che non sono ancora partite, molto probabilmente proprio per questa difficoltà di movimento, di dialogo, di contatto con il cliente. Però c'è ottimismo perché le cose stanno cominciando a muoversi, gli export manager si stanno muovendo, le fiere stanno arrivando, quindi ci si aspetta che il quadrimestre settembre-dicembre sia particolarmente foriero di buone notizie. Evidentemente esiste un problema, il problema dell'efficienza delle aziende e la capacità che abbiamo trovato nelle aziende medio-grandi di sfruttare il periodo pandemico per riorganizzarsi, per digitalizzarsi, per orientarsi a un rapporto diverso col cliente, non è, ahimè, così diffuso. Uno dei ruoli che il cluster si è preso è proprio quello di promuovere attraverso le organizzazioni territoriali questa sensibilità presso gli imprenditori, perché gli imprenditori devono capire che non è più un'opzione, non è più una scelta, è un obbligo se vogliamo rimanere sul mercato, altrimenti avremo molte realtà che potrebbero uscire male a prescindere dal mercato, ma non perché c'è la crisi, ma perché perdono di competitività e quindi si è diventati tutti un po' più agguerriti, diciamo, in questo periodo, e quindi bisogna attrezzarsi anche con le tecnologie, con i sistemi, con tutto quello che può dare una mano naturalmente per essere più competitivi, perché il mercato è agguerrito. Ecco. Il primo passo sarà quello di rafforzare il dimensionamento, perché l'inizio delle reti di impresa, delle aggregazioni, delle operazioni in gruppo sono una delle cose che devono diffondersi, diventare uno standard, diventare una best practice e quindi dovremmo rompere quella difficoltà relazionale che il Friuli ha, dove tutto quello che è mio è buono e tutto quello che è del vicino invece è molto più
Diciamo la conquista del mondo ci è già andato da tempo il prosciutto di San Daniele perché è un marchio internazionale riconosciuto dappertutto, però Cicchetto, come stanno andando le cose, come sono andate diciamo nei mesi un po' più critici e come stanno andando adesso che insomma la situazione pare migliorare, ecco, anche dal punto di vista del vostro settore? Ma anche noi siamo abbastanza coerenti con gli andamenti che avete presentato in copertina, siamo sicuramente, noi abbiamo i dati al 30 giugno, quindi freschissimi, c'è un incremento per quanto riguarda l'export un po' su tutti i mercati, noi dividiamo tradizionalmente il settore tra paesi comunitari e extracomunitari perché ci sono regole di esportazione differenti e quindi noi li cataloghiamo così. Sicuramente per noi invece in controtendenza è andato molto meglio oltreoceano perché gli Stati Uniti hanno fatto un incremento nel primo semestre del 2021 assolutamente significativo, una crescita superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 20. Peraltro teniamo presente che il San Daniele per quanto riguarda l'estero, soprattutto nei mercati oltreoceano, è molto venduto nel canale Horeca, quindi ristorazione, hotellerie e alberghi. Quindi è chiaro che la crisi pandemica in quel caso lì nel consumo ha inciso parecchio. Molto meno ha inciso in ambito comunitario, dove diciamo, il consumo del prosciutto di San Daniele è abbastanza simile a quello italiano, quindi nei negozi, nella gran distribuzione, oltre che nell'Horeca, e quindi lì abbiamo avuto delle crescite più contenute. Diciamo che siamo tornati anche noi su un trend di crescita dell'export in periodo pre-pandemico, per noi sono stati 2 anni abbastanza positivi, il 18 e il 19, e quindi diciamo che nel primo semestre 21 ci riposizioniamo su quel tipo di andamento lì. Noi siamo molto forti come esportazioni sia sulla Francia che sulla Germania, in realtà il secondo paese di esportazione poi sono gli Stati Uniti per noi, quindi Francia, sì, Stati Uniti e Germania. Grande crescita abbiamo avuto anche in Australia, che nonostante sia un paese molto lontano, praticamente gli antipodi dell'Italia, ha però una forte comunità europea e una forte componente italiana dentro questa comunità europea, quindi da quando si è aperto il mercato circa 10 anni fa è stato sempre un mercato molto attento al nostro prodotto. Meno brillanti sono sicuramente i paesi del Far East, ma anche perché lì andiamo a scontrarci contro una tradizione alimentare e gastronomica molto più antica di quella europea, che è legata alle produzioni sicuramente tipiche di quei luoghi. Bene dirà la distribuzione su tutto quanto il continente europeo. Siamo assolutamente in linea anche con gli andamenti italiani perché il primo semestre 2021 per quanto riguarda il prosciutto di San Daniele è stato assolutamente molto positivo rispetto al 20 in tutto quello che è il mercato nazionale, soprattutto dalla primavera, quindi da aprile in poi, quando sono riaperti hotel, ristoranti e bar, i pubblici esercizi, assolutamente i numeri sono significativi e ci fanno ben sperare per tutto l'anno. Credo che anche per noi il 21 si chiuderà con tutti gli indici positivi sia sul mercato interno che su quelli di esportazione. Ecco, questa è un'ottima notizia, confermo sul fatto che 2 anni fa sono stato in Australia e ho mangiato il prosciutto di San Daniele, quindi insomma su questo stiamo tranquilli. Noi ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti in studio e andiamo anche all'interno di alcune aziende che saranno collegate con noi. A tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG stiamo affrontando il tema dell'export che sta dando segnali positivi e manda il Friuli alla conquista del mondo. Abbiamo parlato della metalmeccanica, dell'agroalimentare con il prosciutto di San Daniele, vediamo adesso come sta andando nel legno arredo e lo chiedo naturalmente a Fulvio Vulfoni, capogruppo del settore per Confindustria Udine, un settore che sta andando bene ma che va a 2 velocità. Come mai? Sì, ha detto bene, è un settore che dobbiamo guardarlo e analizziamo da un punto di vista positivo l'andamento, infatti anche tutti i dati sia nazionali che regionali ci danno conferma di valori positivi sulle statistiche sia di export che anche di fatturato rapportati chiaramente in confronto col 2020, però qui non ci sono novità perché è facile capire che la positività con il 2020 possiamo darla per scontata, dato il fermi azienda. Dobbiamo sempre ricordare però che nel primo trimestre nel confronto, fortunatamente il primo trimestre del 20 è stato così un po' a metà e già insomma si salvava perché poi insomma da marzo in poi sono arrivate le problematiche, quelle vere, quindi è già indicativo 21 su 20 in totale, però lì
Però è vero, come dice lei, che già dei segnali purtroppo sono inevitabili. Dei segnali erano inevitabili, chiaramente è giusto raffrontare i dati statistici con il 2019 e da questo punto di vista, con questo raffronto, assolutamente possiamo parlare di positività generale del settore, perché il settore legno arredo ha due distinguo all'interno proprio del settore, che ci sono dei gruppi di aziende che sono dedicati maggiormente all'arredamento per quanto riguarda la casa e il residenziale, mentre un altro gruppo di aziende che è maggiormente specializzato per le forniture contract e le forniture delle aree pubbliche. E per poter capire e interpretare nel modo giusto i dati statistici che ci vengono dati, è giusto analizzarli per i due microsettori del settore legno arredo. Se andiamo a guardare le forniture del mondo casa, del mondo residenziale, dobbiamo esprimerci in un modo molto positivo, perché gli incrementi ci sono stati, ci sono degli incrementi di valori statistici anche verso un mercato in riferimento al 2019, quindi questo non può che far piacere a tutto il comparto e dare una positività e uno stimolo per poter continuare a lavorare e impegnarsi sul settore con certi dati e con certi metodi. Assolutamente. Perché il mondo casa? Il mondo casa, dobbiamo dire che il periodo pandemico ha dato la possibilità a tutte le persone di poter riscoprire il valore del vivere in casa e quindi anche di dedicare maggiori risorse a una ristrutturazione delle proprie case, delle proprie abitazioni, e l'arredamento in questo ne è stato protagonista, e quindi abbiamo avuto la possibilità di raccogliere questo andamento anche dovuto dalla pandemia. Mentre alla pari non possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda il settore delle forniture contract, hospitality, che, come possiamo ben capire, con la mancanza del turismo, con la mancanza dei viaggi di affari, l'hospitality, quindi gli alberghi, hanno subito un rallentamento pressoché totale nell'anno 2020, ma anche le aree pubbliche e l'Horeca soprattutto, dove diverse aziende, specialmente della nostra provincia di Udine, che sono la maggior parte, se possiamo tenere in considerazione il 70% delle nostre aziende in provincia di Udine sono dedicate al settore contract, e quindi questi dati positivi purtroppo non possono portare un riflesso automatico anche sulle aziende che sono impegnate maggiormente in questo settore. Ci sono dei segnali per il futuro, delle speranze? Insomma, è chiaro che, come diceva lei, insomma, il mondo del turismo si è fermato, diverso è fare arredamento per un albergo piuttosto che fare sedie per una cucina di casa, è chiaro che quel mondo lì si è fermato. C'è qualche segnale di ripartenza, o i venti di variante Delta vi preoccupano? No, io mi sento in primis da imprenditore di guardare con un ottimismo concreto a dei segnali di ripartenza, perché se noi andiamo a guardare la realtà della situazione, diamo fiducia a una ripartenza che è data anche, ci auguriamo, da una sempre più vaccinazione delle persone, che ci possa dare un minimo di ritorno a una vita precedente, pre-pandemica. Chiaramente non potrà ritornare assolutamente come lo era prima, ci sono dei canoni che ci hanno cambiato le abitudini, però questo dà fiducia. La stessa situazione viene giornalmente discussa e ci confrontiamo continuamente anche con chi va a generare, per quanto riguarda il mondo del contract, le forniture e i progetti, che sono gli studi di architettura, gli studi di progettazione che gestiscono le specifiche per quanto riguarda anche l'arredamento, e stiamo ascoltando della positività, perché i progetti che erano rimasti in stand-by l'anno passato sono in ripartenza. Gli investitori ritornano ad aprire e a crederci nei progetti che erano stati preventivati e preparati precedentemente, quindi c'è una positività magari che si protrarrà tra qualche mese, però la fiducia è che nel prossimo autunno potremmo toccare concretamente
con mano una ripartenza anche di questo settore. Allora, se queste sì, sono le ombre, diciamo, del settore da parte del Contract, come diceva lei, insomma, l'Arredo Casa va decisamente meglio, e questo ce lo facciamo raccontare da Jacopo Galli, che è il direttore generale del mobilificio Santa Lucia di Prata, vediamo se ce l'abbiamo in collegamento, e che sicuramente sta beneficiando di questo trend positivo, ecco, per quanto riguarda l'Arredo Casa. Vediamo se c'è Galli. Buonasera, sì, Galli. Ci sono. Eccolo Buonasera. qua. Ecco. Buonasera a tutti. Allora, insomma, dicevo, dal mobilificio Santa Lucia di Prata, che notizie arrivano? Insomma, quali sono i numeri che state facendo attualmente e qual è anche la visione d'insieme verso l'autunno che ci aspetta? Io confermo quello che ha detto il collega Fulvio Bulfoni. Ci sono due diversi mondi attualmente presenti qua nel Friuli. C'è quello residenziale che sta vivendo un ottimo momento a livello di ordinativi, sia nazionali ma soprattutto verso l'export, e che principalmente ci sono aziende nel Pordenonese. La zona di Udine più concentrata verso il Contract, che è in ritardo, ma che anch'io prevedo possa dare delle soddisfazioni verso fine dell'anno. Ecco, per quanto riguarda il vostro mobilificio, insomma, come sta andando? Quali sono i numeri alla mano che avete? Guarda, il primo semestre, parlo di ordinativi, noi abbiamo un più 44% sull'estero. Diciamo anche che il nostro mobilificio si è dedicato all'estero negli ultimi anni, mentre prima era troppo concentrato sul mercato interno, che comunque anche il mercato interno sta registrando un più 30%. E la zona qua di Pordenone, dove io sono come Fulvio presidente della filiera legno arredo dell'Alto Confindustria Alto Adriatico, oltre a partecipare al CDA del cluster legno arredo, registra la zona di Pordenone un più 25% di export nel primo trimestre, però non ho ancora il dato del semestre. Ci sono però delle incognite molto pesanti, penso che le vivano un po' tutti i settori, ma io parlo per il mio, che è quello legato alle materie prime. Che c'è scarsità e con dei prezzi che stanno lievitando continuamente. Ecco, non c'è stato un miglioramento da questo punto di vista, avevamo trattato anche noi recentemente il tema, ma vedo che non ci sono grandi spiragli da questo punto di vista. No, le dirò che mentre attendevo di iniziare questa conversazione, ho letto due mail di fornitori, uno di pannelli, uno di materiali in metallo, dove ormai si parla di prezzi che ci verranno dati più vicino alla consegna. Certo. Questo anche per chi fa export o fa contract comporta grandi difficoltà a preventivare in maniera corretta i prezzi per esempio il contract, che può essere magari per consegne tra fine anno o inizio del prossimo anno, comporta veramente dei rischi per noi, cioè rischi di perderlo perché magari stai dalla parte prudenziale, rischi di prenderlo e poi non marginare, oppure di avere dei ritardi nelle consegne perché i materiali non arrivano. Sì, è quasi impossibile lavorare così. Senta, quali sono i prodotti che stanno andando, sono andati per la maggiore, e quali i mercati con i quali meglio lavorate? Ma per noi come mobilificio Santa Lucia l'articolo che più sta riscontrando successo nei mercati esteri sono gli armadiature. Stiamo avendo delle belle crescite su questo articolo in Singapore, Filippine, paesi Dubai, con delle forniture. Mentre con la zona giorno, che è l'altra caratteristica forte della nostra azienda, stiamo lavorando molto bene ancora in Cina, di nuovo. Nel 2020 c'era stato proprio un arresto, mentre adesso siamo tornati ai numeri del 2019. E in Europa, la Francia, Spagna, soprattutto per quanto riguarda la nostra azienda. C'è un mercato che vi ha tradito invece? Ma attualmente non me la sento di dire questo, assolutamente no. E mi preoccupa il costo che sta lievitando dei container, ad esempio, per quanto riguarda
esportazioni appunto in Cina o come Singapore, come nelle Filippine o paesi dove devi viaggiare via nave. Questo può comportare un altro rischio di rallentamenti. Sì, perché è un po' un peccato che i numeri così positivi, poi insomma, diciamo, i guadagni vengano poi limitati dai costi che si alzano e dal fronte materie prime, dal fronte container, che rischiano non di azzerare, però insomma di ridurre particolarmente insomma, quella fetta di più che state facendo. Bene, noi certo. Ci fermiamo per un altro blocco pubblicitario, poi andiamo in un'altra azienda a sentire, questa volta della metalmeccanica, insomma come stanno andando lì le cose. A tra poco. Di nuovo in compagnia con Economai FVG, stiamo un po' sentendo che aria tira nelle nostre aziende, nelle nostre imprese, soprattutto per quanto riguarda l'export, che ha dato numeri positivi, però abbiamo visto anche nel corso di questa trasmissione che ci sono dei distinguo da fare, dei settori che vanno meglio e altri che magari fanno ancora un po' di difficoltà. Abbiamo parlato prima con il direttore generale del mobilificio Santa Lucia di Prata, ci spostiamo di qualche chilometro ma rimaniamo nel Friuli occidentale, andiamo a Maniago da Paolo De Col, che è il direttore generale di SIAP, un'azienda che fa parte del gruppo Carraro che conta circa 500 dipendenti. Buonasera De Col. A voi. Ecco, allora insomma, ci racconta un po' nella vostra azienda come sta andando, so che anche lì i numeri dell'export sono ottimi. Sì, i numeri dell'export anche da noi sono buoni e hanno avuto una impennata, oserei dire, quest'anno, perché ci troviamo anche noi a un 35-40% rispetto a quelle che erano le previsioni di inizio anno, con una ripresa molto importante dell'export. Noi produciamo ingranaggi per i principali produttori di macchine agricole e macchine in movimento terra, che influenzati probabilmente anche senza probabilmente, dagli incentivi che i vari governi stanno in questo momento dando per la ripresa post-Covid, stanno registrando dei fortissimi aumenti. Questi fortissimi aumenti ovviamente si registrano in tutti questi settori e noi esportando circa l'80% del nostro fatturato, che oggi si aggira intorno ai 90 milioni, e cominciamo ad avere anche delle difficoltà, le stesse difficoltà che sottolineavano i colleghi prima, che sono quelli dei lead time dei materiali che, specialmente l'acciaio, comincia ad avere dei tempi di approvvigionamento nell'ordine degli 6-8 mesi minimo, e con delle inflazioni che stanno galoppando di mese in mese. Quindi anche noi abbiamo delle difficoltà, perché oggi stiamo anche registrando degli ordini di preventivi, di quotazioni fatte negli anni precedenti e quindi vanno ovviamente discusse. Un'altra cosa molto importante sono i trasporti, che stanno impattando, specie i container, che sono triplicati i prezzi dei container in arrivo, anche perché noi compriamo diversi materiali da India e Cina, e poi anche in export. Altra cosa che ci sta preoccupando molto sono le inflazioni dell'energia. L'energia è un tema molto caldo perché sta avendo delle impennate negli ultimi periodi. Ecco, diciamo che questa qui è anche l'altra faccia della medaglia, perché se il mondo si è rimesso in moto, diciamo un po' le speculazioni, un po' insomma chi ci approfitta, un po' perché il mercato va così, bisogna fare i conti anche con costi molto più alti ai quali forse non si era abituati. Assolutamente. E un'altra cosa che registriamo è un po' un cambiamento del mercato, lo diceva prima il collega anche del legno. Si sta rivedendo un pochettino tutte quelle che sono i grandi player, stanno rivedendo un attimino quelle che sono le matrici di acquisto. Fino a qualche anno fa, fino a prima della pandemia, venivano acquistate molte ingranaggi, noi i principali competitor li avevamo in India e in Cina. Il Covid ha fatto segnare un blocco completo delle possibilità di viaggiare, di incontrarsi e quindi anche di vedere questi fornitori, e quindi stiamo registrando quello che è un po' un effetto reshoring. Sta tornando molto in Europa, i nostri principali clienti sono in Nord Europa e Stati Uniti, e stanno guardando l'Italia con maggiore interesse rispetto al passato, comparato con quelli che erano le best cost country tipo India e Cina. Ecco, per quanto riguarda la difficoltà di reperire le materie prime, voi che avete stabilimenti un po' in tutto il mondo, da questo traete un minimo di vantaggio rispetto ad altri, ecco, vi salvate da questo punto di vista?
Assolutamente, traiamo un grosso vantaggio perché riusciamo a bilanciare anche un po' le produzioni e anche l'acquisto di materiali, specie con lo stabilimento che abbiamo in India, che è diventato il principale stabilimento del gruppo Carraro, che conta 1500 dipendenti e colleghi in India. È diventato sicuramente un plus perché ci permette di bilanciare, perché noi possiamo produrre le stesse cose sia in Italia che in India e possiamo acquistare anche materiale attraverso il nostro stabilimento, quindi ci dà un grossissimo vantaggio. Oggi si sta muovendo molto anche rimuovendo gli Stati Uniti, cominciamo in questi primi mesi a ricevere le prime visite di clienti dopo praticamente un anno e mezzo. E quindi questo anche a noi sta dando molta speranza per il futuro, speranza che non è tanto di ricevere ancora ordini perché oggi siamo anche un po' in sovraccarico, ma quanto che questi ordini siano stabili per il futuro, perché è la preoccupazione più grossa che abbiamo per il futuro oggi. Assolutamente, grazie. Insomma, sia fa parte del cluster del Comet Costa Curta, insomma, di questi segnali, insomma, riempiono il cuore, come diceva appunto De Colle, rivedere che ritornano i clienti, che ci si muove, che ci si rincontra, questo sarà fondamentale, anche perché abbiamo visto i collegamenti, va benissimo, da remoto e tutto quanto, ma il mercato, gli affari si fanno anche con una stretta di mano, no? Quindi la mobilità è fondamentale perché riuscire a dialogare con il cliente, avere il rapporto col fornitore e poter testare i prodotti, presentare i prodotti dal vivo è evidentemente una cosa diversa. La possibilità di collegarsi in remoto rende le cose, semplifica le cose. Molte aziende del cluster stanno imparando a vendere online. Incredibilmente ci sono aziende che riescono a vendere macchinari importanti di un costo fino a ieri impensato come vendita online, no? Quindi un macchinario industriale che viene venduto sostanzialmente quasi integralmente online, incluso il servizio di manutenzione remota. E si vede anche che si fidano di noi però. Sì, credo che si fidano delle aziende, della capacità che hanno avuto queste aziende di anticipare il bisogno e di caratterizzarsi per un livello di servizio riconosciuto e diffuso che diventa importante, perché oggi il web è alle nostre spalle o davanti di noi, appena parla con il venditore o con il tecnico, la controparte va immediatamente a verificare chi sei e come ti sei mosso. La critica o il commento sbagliato sul prodotto può essere distruttiva, nel senso che mentre ieri era una semplice negatività. Certo. Allora, i segnali che arrivano positivi dall'export si accompagnano a segnali positivi che arrivano anche sul fronte dell'occupazione, perché ieri l'Osservatorio regionale del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il mercato del lavoro ha dato alcuni numeri e sono numeri che riguardano la prima metà dell'anno e sono importanti, li vediamo in questo servizio e poi li commentiamo assieme. Sono più che confortanti i dati sull'occupazione in Friuli Venezia Giulia forniti dal report dell'Osservatorio regionale sul mercato e le politiche del lavoro per il periodo maggio-luglio di quest'anno. Se nel 2020 la regione ha tenuto, attestandosi ai vertici nazionali con più 2.000 occupati rispetto al 2019, anche l'avvio del 2021 ha confermato il trend. Nei primi 5 mesi dell'anno le attivazioni dei rapporti di lavoro sono state nel complesso 80.466 contro le 58.633 cessazioni, con un saldo positivo pari a oltre 21.800 unità. Il recupero rispetto al periodo pre-pandemia, secondo il report, sarà graduale ma deciso. Già nel solo mese di maggio, infatti, le assunzioni sono in aumento anche rispetto al 2019, più 6%. L'analisi dell'Osservatorio regionale evidenzia come la ripresa delle assunzioni riguardi tanto i maschi, più 28%, quanto le femmine, più 31%, con una crescita relativamente più forte per le fasce più giovani, più 43% per i 15-24 anni e più 32% per i 25-34 anni. L'incremento riguarda soprattutto il contratto di somministrazione di lavoro, più 54%, e il lavoro temporaneo, più 32%. Guardando i settori di attività economica sono in forte ripresa le costruzioni, più 52%, l'istruzione, più 75% e la manifattura, più 39%. Il settore alberghi e ristoranti, più 27% rispetto al 2020, ma meno 41% rispetto al 2019, è ancora sottodimensionato rispetto al periodo pre-pandemia, mentre migliori segnali arrivano dal terziario. Le figure più
richieste in questo periodo riguardano cuochi, camerieri e altre professioni in campo turistico, con circa 2.500 richieste, e gli operai specializzati della metalmeccanica e dell'elettromeccanica, circa 1.500. Allora, insomma, i numeri sono positivi, anche qui c'è un neo, che tra virgolette è un neo positivo, nel senso che c'è talmente tanto lavoro che alcune figure invece non si riescono a trovare. Cicchetto, nel vostro settore, qui abbiamo sentito, mancano cuochi, camerieri, operatori del turismo, anche quelli naturalmente possono dare una mano al settore, perché se uno non trova quelle figure lì, chiaramente il mercato un pochino si contrae, ecco. Diciamo che questo è vero, nel nostro settore siamo sempre stati a occupazione piena, perché per fortuna il distretto di San Daniele ha una forte stabilità sia produttiva che quindi si ribalta anche sull'occupazione. Diciamo che a livello di riflessioni generali la pandemia ci ha segnato alcune cose, che la globalizzazione scriteriata e senza regole come conoscevamo fino al 18-19 ci ha dato il problema del contagio che in un mese ha infettato il pianeta, ma dall'altro lato ha anche dato diversi valori ai luoghi produttivi e soprattutto all'expertise che in alcune aree rappresentano sia le imprese che i loro operatori. Noi siamo un esempio perché i prodotti tipici a indicazione geografica come il prosciutto di San Daniele possono essere prodotti lì e solo con determinate materie prime che hanno anch'esse un'origine prevista dalla legge, nel nostro caso italiana. Quindi noi lo sperimentiamo sulla nostra pelle da sempre, il fatto di poter far valere gli elementi del know-how, dell'expertise, della tecnologia che hai e poterli poi rendere disponibili al mercato. Questo rende sicuramente le aziende più solide, più stabili. È vero che in certi momenti di diciamo così, grande escalation dei prezzi, dell'inflazione del mercato, i costi del lavoro diventano gravosi, soprattutto in un paese come l'Italia che non è efficientissimo da questo punto di vista, però fa la differenza rispetto agli altri prodotti sul mercato. Credo che l'acquisto col click oppure la contrattazione col click così scriteriata sia arrivata a un punto dove anche il consumatore fa una riflessione e quindi vedo diciamo, tra gli elementi positivi del post pandemia da questo punto di vista qualche elemento di novità positiva. Il fatto che l'Italia, mi pare, non è solo il Friuli, abbia indici occupazionali in crescita e ci sia difficoltà a reperire tecnici specializzati piuttosto che maestranze anche generiche, dà questo senso di inversione di tendenza dove per anni ci hanno spiegato che la delocalizzazione e la globalizzazione erano la ricetta ideale per fare un business di successo, poi però impoverisce le società e quindi fa diminuire i consumi e il PIL di ogni paese. E allora grazie, ci fermiamo per l'ultimo blocco pubblicitario, poi voglio sentire anche gli altri ospiti però sulla difficoltà di trovare figure specializzate. A tra poco. Ultima parte di Economai FVG, ci eravamo lasciati prima della pubblicità con il ragionamento sui dati positivi per quanto riguarda l'occupazione nella nostra regione in questi primi mesi del 2021, ma sulla difficoltà di trovare alcune figure specializzate. Allora chiedo a Galli, com'è la situazione da voi? Quali figure cerchereste? Si fanno fatica a trovare oppure siete a posto? No, non siamo a posto. Mancano un po' di tutti i tipi di figure. Diciamo che quella più importante oggigiorno sono quelle legate ai dati, ovvero mancano programmatori per le macchine operatrici, mancano dei tecnici specializzati per gli impianti ormai costosissimi che si stanno mettendo nelle imprese come con Industry 4.0. Adesso per questo è in partenza anche un corso ITS post diploma abbastanza importante di 2 anni per creare dei super periti, dei super tecnici. Ma il problema principale è questo, quello legato diciamo a programmazione e dati, ma inizia a mancare qualunque tipo di personale e in prospettiva mancheranno anche agenti di commercio, mancheranno camionisti, mancheranno dei manutentori. Quindi diciamo che come imprese abbiamo tante sfide da dover incontrare. Di buono è che per fortuna lo stiamo facendo anche in un momento in cui ci sono gli ordini. Infatti, sentiamo allora come va la SIAP, ecco, anche da voi c'è questa difficoltà nel reperire insomma, figure che potrebbero darvi una mano a migliorare ulteriormente le prestazioni.
Assolutamente. Come diceva Galli, stiamo investendo sempre di più, stiamo provando a investire anche in automazione per cercare di recuperare un'efficienza che ormai è andata un po' persa, è andata persa un po' dai costi che si diceva prima, ma anche dall'efficienza proprio in officina. Si fa sempre più fatica ad avere un'efficienza buona che ci permetta di competere con i mercati low cost, e quindi stiamo investendo in automazione. Investendo in automazione le fabbriche diventano sempre più complicate e complesse da gestire, con sempre meno disponibilità di tecnici e di manodopera, e anche manodopera soprattutto a lavorare a turni. Noi, per cercare di sfruttare al meglio quelli che sono gli impianti, siamo costretti, è obbligatorio, a lavorare a 3 turni e abbiamo sempre più difficoltà a trovare delle persone, per cui anche noi stiamo cercando di collaborare con le scuole e con tutte le società dei dintorni per cercare di avere questo personale. Ecco, so che avete fatto anche degli importanti investimenti per quanto riguarda, insomma, il miglioramento dell'ambiente aziendale, vero? Verissimo, per cercare di invogliare, si vede un po' anche dai filmati, e cerchiamo di migliorare sempre più l'ambiente. Abbiamo quest'anno anche investito circa 2 milioni di euro in un sistema di cogenerazione, quindi per abbattere sia i costi dell'energia, quindi producendo energia elettrica dal gas metano, e sfruttando l'acqua calda durante l'inverno per il riscaldamento degli stabilimenti e anche degli impianti tecnologici, e durante l'estate quest'anno siamo riusciti anche a condizionare gli ambienti di lavoro e quindi migliorarli, rendendoli ovviamente più appetibili anche per i nostri clienti, ma anche per il nostro personale, perché vogliamo avere degli ambienti di lavoro assolutamente all'avanguardia e idonei. Bene, un altro tema importante sicuramente che guarda questa conquista del mondo all'export è anche l'internazionalizzazione delle imprese, l'accompagnamento anche a queste aziende che cercano, insomma, di affacciarsi su altri mercati, e proprio lunedì di questa settimana è stato lanciato il sistema Nord-Est attraverso Finest e le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, che hanno presentato un po' quello che è un primo passo proprio per dare una mano alle aziende in questo senso. Allora vediamo un estratto, c'è il presidente Alessandro Mion di Finest che presenta il progetto e poi l'assessore Sergio Emidio Bini che fa alcune considerazioni. Vediamo. Il percorso inizia nel 2019, è stato un percorso complesso che ha visto anche le complessità derivanti dal periodo Covid, ricordiamoci quanto avvenuto, e che nella stipula delle molte convenzioni e nella complessità della partenza in questo momento vede la concretezza che raggiunge 9 soggetti aderenti. Vediamo nelle slide gli assessori attività produttive della regione Friuli Venezia Giulia e Veneto. È un sistema per l'internazionalizzazione che vede coinvolta Finest come soggetto esecutore, società di diritto singolare al servizio delle regioni nordestine, individuata dalla legge 19/1991, e come attori principali la regione autonoma del Friuli Venezia Giulia e la regione Veneto. Un team molto strutturato e molto preparato, intraregionale e internazionale, che opererà a supporto della missione dell'accordo. Finest come soggetto attuatore e i soggetti che parteciperanno all'accordo: Unioncamere del Veneto, la Camera di Commercio e Industria della Serbia in Italia, la Camera Artigianale croata, Camera Artigianale della Regione Istriana. Successivamente, come soggetti aderenti coinvolti, anche la Camera di Commercio di Treviso e Belluno per la parte veneta e la neocostituita Venis Promex. Questo progetto si basa su degli obiettivi dell'accordo quadro comuni. Sono dei progetti per lo sviluppo sostenibile delle aziende delle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, la valorizzazione dei comparti produttivi e per la digitalizzazione d'impresa, tema ancora più importante a valle di quanto accaduto in questi ultimi anni, iniziative comuni di sviluppo dei mercati esteri post-Covid e focus dell'internazionalizzazione di prossimità, in particolare focus sui Balcani, e abbiamo visto i soggetti invitati, la Camera di Commercio serba e la Camera di Commercio delle province istriane, e l'individuazione di occasioni di investimento per le piccole e medie imprese. Il budget disponibile complessivo per il 2021, per questo primo anno, è di 300.000 euro, 150.000 da parte della Regione Friuli Venezia Giulia e 150.000 da parte della Regione Veneto. Noi abbiamo una grande sfida, quella di aiutare le nostre imprese
caratterizzate dall'essere prevalentemente micro, piccole e medie, di aiutare le nostre imprese ad approcciare il mercato internazionale con la dovuta preparazione e con il dovuto supporto tecnico. Ecco perché, e ringrazio davvero di cuore i tecnici, i dirigenti della Regione Friuli Venezia Giulia, del Veneto, della Finest, che devo dire che in questi difficili mesi hanno lavorato comunque pancia a terra affinché questo nostro progetto, questa nostra idea trovasse, come dire, attuazione concreta. Abbiamo messo le prime risorse, ma quello che a me preme sottolineare è la valenza. Dopo tante parole abbiamo dato dimostrazione che lavorare assieme si può. Quindi la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto, la volontà è quella di allargare anche la provincia autonoma di Trento la partecipazione a questo importante progetto. Dicevo, il momento è un momento importante, un momento di grande trasformazione, un momento che vedrà riversate nelle casse del nostro Paese, ma non solo, ingenti risorse. Ecco perché allora le istituzioni, le associazioni di categoria, le imprese devono creare un circuito virtuoso per permetterci di affrontare dei mercati per noi molto importanti. La Serbia, non voglio dimenticare, voglio ricordare, scusate, che il Paese Italia è il secondo paese come presenza sul mercato serbo dopo la Germania e prima della Cina. Opportunità ce n'è molte, ma non solo per quanto riguarda l'export dei nostri prodotti, ma, e a me piace sottolinearle, soprattutto la possibilità da parte delle nostre imprese di andare ad investire in questi territori, mantenendo la specificità, la peculiarità di imprese italiane, sia ben chiaro, perché internazionalizzare non significa, come dire, abbandonare il proprio paese per andare, come dire, a posizionare le proprie sedi legali in altri paesi, ma significa poter approcciare, poter crescere, poter far crescere le nostre imprese in questi paesi in forte crescita. In forte crescita. Bulfoni, quanto sono importanti, abbiamo visto è un primo passo, una prima goccia, però insomma quanto sono importanti anche queste misure, questi sostegni da parte delle istituzioni delle nostre imprese che attaccano altri mercati, diciamo? Allora faccio una premessa, perché il nostro settore, il settore legno arredo, è formato da un 75% di medie e piccole imprese, quindi che sono rivolte gran parte all'export. Possiamo ben capire quale può essere la validità di queste iniziative, ma delle iniziative che devono portare delle sinergie, perché se noi prendiamo in considerazione delle piccole imprese che esportano in media dai 50 ai 70 paesi nel mondo, hanno una necessità di base per potersi internazionalizzare, di creare delle sinergie per poter andare verso l'estero. Dopo, nel nostro settore devo giustamente specificare che la parte più importante che fa essere appetibile un'azienda del legno arredo è il design, la manifattura e la capacità di essere veramente made in Italy, perché di made in Italy se ne parla. Grazie. La interrompo perché il tempo sta quasi scadendo, volevo sentire anche l'opinione degli altri ospiti su questo, ecco. Cicchetti. Sì, l'abbiamo detto, è importante, come diceva Bulfoni, valorizzare anche quello che è il tessuto produttivo del nostro Paese. Credo che in questo momento le risorse che i governi e l'Unione Europea stanno ribaltando sul sistema produttivo di questo continente siano un'esperienza unica e storica, un'occasione per poi crescere probabilmente in una maniera più lungimirante e corretta di quello che abbiamo fatto nel progresso. Grazie. Galli, anche per lei, insomma, una rapida battuta, una considerazione su questo accompagnamento delle imprese? No, ci sono tante difficoltà da affrontare. Abbiamo bisogno anche di una politica veramente presente e pronta con i tempi che noi dobbiamo affrontare come imprese. SIAP, dal vostro punto di vista, Decol? È fondamentale, noi abbiamo avuto una spinta, un aiuto anche per la sostenibilità sulla parte di cogeneratore con un aiuto da parte della Regione, ma è fondamentale anche per valorizzare tutto l'indotto delle piccole e medie imprese che rendono possibile avere un'azienda competitiva in Italia.
come diceva il collega, abbiamo un'opportunità unica che deve permetterci di fare un salto di produttività e di competitività per riallinearci con quelli che erano i nostri competitor del best cost country di qualche anno fa. È un'occasione unica. Ecco, un'occasione unica, la chiusura a costa curta? Il territorio ha grandi potenzialità. Accompagnare le piccole aziende verso i mercati di domani credo sia fondamentale. Occorrerà accompagnarlo con risorse e energie necessarie. Grazie allora, grazie molte veramente a tutti gli ospiti, grazie anche agli imprenditori che si sono collegati con noi dalle loro aziende, buon lavoro, in bocca al lupo. Insomma, speriamo che il prossimo report trimestrale, insomma anche quello semestrale, sia ancora migliore di quello attuale. Questa puntata di Economai FVG finisce qui, grazie anche alla regia di Gian Domenico Ricci e Andrea Bentley. L'appuntamento è per giovedì prossimo. Buona serata. Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci.